Lo sento d'oltre il muro che ogni suono fa passare, l'odore quasi povero di roba da mangiare. Lo vedo nella luce che anch'io mi ricordo bene, di lampadina fioca, quella da 30 candele, fra mobili che non hanno mai visto altri splendori, giornali vecchi ed angoli di polvere e di odori, fra i suoni usati e strani dei suoi riti quotidiani, mangiare, sgomberare, poi lavare piatti e mani. Lo sento quando torno, stanco e tardi alla mattina, aprire la persiana, tirare la tendina, e mentre sto fumando ancora un'altra sigaretta, andar piano in pantofole verso il mondo che lo aspetta, e poi lo incontro ancora quando viene l'ora mia. Mi dà un piacere assurdo la sua antica cortesia. Buongiorno professore, come sta la sua signora? E i gatti, e questo tempo che non si rimette ancora. Mi dice 100 volte fra la rete dei giardini di una sua gatta morta, di una lite coi vicini, e mi racconta piano col suo tono un po' sommesso di quando lui e Bologna erano più giovani di adesso. Io ascolto i miei pensieri, corro dietro alla sua vita, a tutti i volti visti da una lampadina antica, a quell'odore solido di polvere e di muffa, a tutte le minestre riscaldate sulla stufa, a quel tic-tac di sveglia che enfatizza ogni secondo. Ma come da quel posto si può mai vedere il mondo? Ha un'esistenza andata in tanti giorni uguali e duri, a come anche la storia sia passata fra quei muri. Io ascolto e non capisco, tutto attorno mi stupisce, la vita come passa e come uno la gestisce, i mille modi e i tempi e poi le possibilità, le scelte, i cambiamenti, il fato, le necessità. E ancora mi domando se sia stato mai felice, se un dubbio l'ebbe mai, se solo oggi si assopisce, se un dubbio l'abbia avuto poche volte oppure spesso, se è stato sufficiente sopravvivere a se stesso. Ma poi mi accorgo che probabilmente è solo un tarlo di uno che ha tanto tempo ed anche il lusso di sprecarlo. Non posso, non so dir per niente se peggiore sia, a conti fatti la sua solitudine o la mia. E diremo forse un giorno, ma se stava così bene, avrà il marmo con l'angelo che spezza le catene, coi soldi risparmiati, un po' perché non si sa mai, un po' per abitudine, e son sempre pronti i guai. Vedremo visi nuovi, voci dai sorrisi spenti. Piacere mio, son lieto, eravate suoi parenti, e a poco andrà via dalla nostra mente piena soltanto un'impressione che ricorderemo appena.
Grazie. Era Paolo Milani al sax e al basso Antonio Postiglione.